Buongiorno. Tutto bene? Ok, buongiorno a tutti. Possiamo iniziare il nostro culto? Tu che sei a casa questa mattina, che possa anche vivere questa esperienza di lodare il nostro Dio, di camminare con la gioia di servire e vivere questa esperienza con Lui. Un periodo di spirito natalizio, e è un periodo che tante volte noi cominciamo a rivedere dei valori, concetti, ma che non possono essere soltanto in questo periodo. E stiamo sempre ricordando questa nascita, Gesù, Dio che si fa uomo e viene a camminare in mezzo agli uomini, stare in mezzo a noi e viene a dare una soluzione per l'umanità. E è questo Gesù che oggi noi stiamo adorando, riconoscendo questo Dio che noi adoriamo e riconosciamo. E oggi parleremo su questa luce, la guarigione. Tutti noi, sicuramente tutti noi, non c'è eccezione, che siamo ammalati e abbiamo bisogno di una guarigione nella nostra anima. E la nostra anima ha bisogno di un qualcosa di speciale. E è Dio che fa questo. E è questo Gesù che staremo oggi parlando su questo. Leggiamo il testo di Romani capitolo 5, apriamo le nostre Bibbie. Romani 5. Versetto 12 e dopo versetto 15. Romani capitolo 5, il versetto 12 e dopo il versetto 15. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte. E così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Versetto 15. Però, e questa parola è stupenda, però la grazia non è come la trasgressione, perché se per la trasgressione di uno solo, molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio, il dono della grazia, proviene da un solo uomo, Gesù Cristo. Sono stati riversati abbondantemente su tutti, su molti. Però la grazia non è come la trasgressione, perché se la trasgressione di un uomo, molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio. La grazia è molto più grande, la grazia è molto più alta, la grazia è molto più forte della trasgressione. Tante volte noi puntiamo sulla trasgressione, sui peccati, e stiamo dimenticando la grandezza di questa grazia di Dio che è molto potente. È su questa grazia di Dio che ci ha immesso a noi, e su questa grazia di Dio che stiamo camminando. Perciò Cristo Gesù è molto più forte di un uomo. Un uomo ha portato il peccato, Cristo Gesù ha portato la grazia, e questa grazia è abbondante su di noi. E perciò noi staremo oggi adorando, riconoscendo questo Dio, perché la grazia è su di noi. Capire questa grazia è una cosa molto difficile per noi, perché noi uomini abbiamo questa tendenza della giustizia umana e di vedere un merito. E la grazia di Dio rompe tutto questo. E stiamo celebrando questo grande amore di Dio, stiamo celebrando oggi questa grazia di Dio nella libertà di adorare Dio. Noi siamo qua oggi perché c'è la grazia. Perché se non fosse la grazia, non lo so dove eravamo noi. Noi siamo oggi qua perché c'è l'amore di Dio. Se non fosse l'amore di Dio, non lo so. Noi siamo qua oggi perché riconosciamo questa grazia e questo amore di Dio. E noi stiamo celebrando questo periodo qua, celebrando la grazia e l'amore di Dio. E che questo culto noi possiamo gioire con questo. Che questo culto noi possiamo celebrare su tutto questo. Possiamo cantare, adorare il nostro Dio e celebrare la grandezza e la potenza della grazia di Dio. Preghiamo? Chiudi i tuoi occhi e facciamo una piccola esperienza personale adesso. I miei peccati. Ricordiamo la nostra vita di un peccatore.
ricordiamo la nostra vita senza una speranza. Ricordiamo la nostra vita che meritava una punizione eterna. Noi non eravamo degni. Ma arriva una grazia, arriva Gesù. E Gesù porta sulla croce tutti i nostri peccati. E lì possiamo vedere l'amore del nostro Dio. E per portare sulla croce era necessario che Gesù si diventasse il sacrificio. Ha vissuto sulla terra come un uomo e era Dio. E non ha commesso nessun peccato. E questo agnello perfetto che ha tolto il peccato di noi ha versato un sangue che ci ha purificato. E questa è la grazia di Dio. Perciò adesso posso guardare la mia vita e riconoscendo questa grazia. E riconoscendo questa grazia, io sono libero. Libero per adorare. Libero per vedere che soltanto la grazia e l'amore di Dio poteva cambiare la mia sorte, la mia storia. Grazie, Padre, perché possiamo questa mattina adorare il Tuo nome, adorare Cristo Gesù, adorare Dio. Possiamo adorare, oh Padre, per quel che Tu sei, il Tuo amore, per quello che Tu sei, la Tua compassione, la Tua misericordia. Grazie. Grazie per questa grazia infinita, per questo amore incomprensibile ai nostri occhi. Grazie, perché questo ha colpito il nostro cuore e Ti adoriamo. Questo è culto per Te e vogliamo adorarti, Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen, Signore. Possiamo cantare, adorare il nostro Dio, possiamo stare in piedi? Tu hai già fatto un sguardo alla tua destra, alla tua sinistra e sfidando questa persona a cantare e adorare il nostro Dio. Noi non possiamo dare con l'abbraccio che io sempre dico, ma possiamo salutarci, possiamo fare un sguardo, possiamo fare con le sida, adoriamo il nostro Dio, perché la grandezza e la bellezza di questo amore, di questa grazia è incredibile per tutti noi. Adoriamo, cantiamo e che possiamo vivere questo culto con la gioia perché siamo liberi per il nostro Signore. Adoriamo cantando. 3, 2, 1, via. Tu sei santo, sei potente, tu sei degno di lode, ti seguirò, ti ascolterò, e per sempre ti amerò. Ogni che vivo per te. Tu sei santo, sei potente, tu sei degno di lode, ti seguirò. Ti ascolterò,
occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gioia, versa il tuo amore su noi, per te cantiamo santo, santo. Apri gli occhi del cuore, apri gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Apri gli occhi del cuore, apri gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, e te cantiamo santo, santo. Vedere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, e te cantiamo santo, santo. Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti.
sei il Re dei Re. Oh sì, tu sei, oh sì, tu sei il Re dei Re. 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 La parola del principio, uno con l'Altissimo, nella creazione la tua gloria, rivelata in te, Gesù, che magnifico nome. Che magnifico nome, il nome di Gesù mio Re. Che magnifico nome, incolpabile. Che magnifico nome, il tuo nome. Per averci più vicino, scelgo te qui da noi, perdonati dal tuo amore, cosa ci dividerà? Che splendido nome, che splendido nome, il nome di Gesù mio Re. Che splendido nome, incomparabile, che splendido nome, il tuo nome, che splendido nome, il tuo potente nome, incomparabile,
nostro culto. Signore Gesù, come noi abbiamo cantato, che magnifico nome è, Padre, tu sei la prima, tu sei tutte le cose, Padre. Ogni minima cosa che succede perché tu l'hai voluto, Padre. Un bambino che nasce, una foglia che cade, Padre, tu sei al di sopra di tutto quanto. Anche nelle avversità, Padre, tu sei al di sopra di tutto quanto, Padre. Noi siamo qui oggi per ringraziarti, Padre, proprio per questo. In nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Quanto è prezioso vedere i nostri ragazzi, i nostri giovani ci portando a questa lode, questa adorazione. Preghiamo. Abbiamo pregato, ma siamo arrivati qua con tutti i nostri pesi, con tutta la nostra gioia. Siamo arrivati. Nostro Padre, questo culto è prezioso sapere che il tuo nome è potente. In questo culto, Padre, stiamo adorando un nome che ha cambiato la nostra storia. E grazie, oh Padre, perché quando arriviamo qua con i nostri dolori, i nostri pesi, grazie che quando arriviamo qua, oh Padre, quando stiamo vivendo questo culto, abbiamo portato la nostra gioia, la nostra soddisfazione. Ti ringrazio, oh Padre, perché questo è prezioso insieme ai nostri. Condividere, oh Padre, tutto quello che viviamo, essere il tuo popolo, la tua gente. E questo culto, Padre, stiamo vivendo per te, la tua grazia. E come parleremo tra poco, Padre, guarisci le nostre ferite, guarisci i nostri dolori. E che possiamo confessare quelli che siamo davanti a te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Questa mattina, sì, qua. È con noi Lloyd, è una pugliese, siamo conosciuti ieri. E lei starà oggi arricchendo questo culto di celebrazione del nostro Dio con 2 canzoni e anche con la sua testimonianza. Lloyd. È davvero bello essere questa mattina con voi. Ringrazio la Chiesa per l'ospitalità. Questa mattina voglio condividere con voi ciò che Dio ha fatto nella mia vita, come Dio ha cambiato la mia vita, come Dio ha cambiato il mio modo di pensare, di tutto ciò che mi circondava. Io ho vissuto un periodo un po' particolare nella mia adolescenza, dove ero circondata da gente che mi ripeteva che non ero abbastanza, che mi diceva cose davvero cattive, mi scoraggiava, mi insultava e questo mi creò molti problemi nell'espormi con gli altri, nella mia relazione con gli altri. Perché io mi chiusi in una stanza, mi chiusi nel mio mondo, non volevo essere aiutata, non volevo parlare con nessuno, non volevo stare con nessuno e quindi questo mi portò a isolarmi, ad avere pensieri davvero cattivi sul mio conto, sulla gente che mi circondava, pensando fino ad arrivare a pensare perché io ero qui, cioè perché io esistevo, qual era il mio scopo. Allora a un certo punto della mia vita mi sono trovata davanti a 2 strade. La prima era quella di continuare ad ascoltare ciò che gli altri dicevano di me e quindi continuare a deprimermi, continuare a stare chiusa nella mia stanza da sola, abbandonata da tutti. Mentre la seconda strada era quella di iniziare ad ascoltare la voce di qualcuno che mi era sempre stato vicino e soltanto col senno del poi io posso davvero comprendere quanto Dio mi abbia preservata da tante cose che potevano succedere nella mia vita. E davvero io ho iniziato ad ascoltare la sua voce avvicinandomi pian piano sempre di più a Lui e Lui ha illuminato davvero la mia mente, ha illuminato la mia vita e come un bagliore di luce enorme, grandissimo e quindi io finalmente ho potuto davvero godere di
della vita vera, della vita quella che nonostante tutte le cose brutte che possano succedere, però abbiamo quella certezza che in Dio valiamo qualcosa. Quindi io mi sono avvicinata sempre di più a Lui, ho ascoltato sempre di più le sue parole, la sua voce, che mi ripeteva che Lui era morto per me, che Gesù era morto per i miei peccati, che io sono stata pagata a caro prezzo, a un prezzo indescrivibile della vita dell'unigenito Figlio di Dio. E quindi questo davvero ha cambiato il mio modo di vedere le cose attorno a me, ha cambiato la mia prospettiva di vedere le cose. Io ho perdonato me stessa, ho perdonato gli altri, perché ho capito che Dio per primo mi aveva perdonata. E quindi tutto è cambiato. Io dico di essere uscita da una prigione fatta di cristallo, all'interno della quale c'erano ansie, c'erano pensieri negativi, c'erano cose che non mi facevano respirare, che mi facevano togliere l'aria. E quindi proprio Prigione di cristallo è il primo brano che vi vorrei far ascoltare questa mattina. Non voglio mai spaventarmi, posso solo vivere. Non voglio più nascondermi, voglio uscire da questa prigione di cristallo. Quando non hai più le forze e pensi di non farcela, ti senti mancare l'aria ed il respiro. La parola di Dio dice che sono salva, i miei occhi a Lui, la mia forza troverò. La sua promessa è che sono libera, il suo perdono mi ha reso libera. Oggi prendo il volo, ogni mio peccato Lui l'ha cancellato. Non voglio mai spaventarmi, posso solo vivere. Non voglio più nascondermi, voglio uscire da questa prigione di cristallo. Non voglio più nascondermi,
è stato proprio così, Dio mi ha strappato e mi ha fatto uscire da questa prigione di cristallo, fatta di ansie, fatta di cose che non mi facevano respirare. In Lui davvero tramite la sua luce io ho potuto davvero gustare una vita vera, una vita ricca di benedizioni, e soltanto dopo essermi avvicinata a Lui, alla sua luce, ho potuto vedere quanto Lui aveva fatto per la mia vita e quanto ha continuato, sta continuando a fare. Io questa mattina davvero voglio incoraggiarti a mettere nelle mani di Dio tutto ciò che turba il tuo cuore, tutto ciò che turba la tua mente, tutto ciò che turba la tua anima, perché Lui ti darà un modo diverso di guardare queste sofferenze, ti darà un modo diverso di guardare questi pensieri che non ti fanno respirare. Io davvero ho affidato a Dio ogni mio giorno, ho affidato a Dio ogni mio peso, e Lui mi ha liberata da questi pesi e mi ha fatto vedere davvero le sue immense benedizioni al suo tempo, le sue immense benedizioni che Lui aveva per la mia vita, che Lui aveva preparato per me, e che sicuramente io ho fede. Oggi ho fede e so con certezza che tutti i miei desideri, tutti i miei sogni, mettendoli nelle sue mani, affidandoli a Lui li realizzerà, perché Lui ha un piano perfetto per la vita di ognuno di noi, ha un piano perfetto per le nostre vite, e Lui ogni opera che ha iniziato la porterà a compimento. E quindi io davvero ho tolto dalla mia mente tutte le etichette che la gente mi aveva dato, e ne ho lasciata soltanto una, quella di figlia del vero Re. E questo è il proposito che ogni giorno mi spinge a combattere, ogni giorno mi spinge ad andare contro tutti gli attacchi, tutte le critiche, tutte le parole che mi vengono dette. E quindi io ringrazio Dio per questo dono immeritato, ringrazio Dio per il suo dono, per il dono della sua gioia, per il dono della sua pace, per il dono del suo amore e della vita eterna. È proprio il dono e il brano che vi vorrei far ascoltare ora. Non mi hai mai lasciato sola, anche quando non trovavo più il coraggio di andare avanti, e mi hai preso per mano e fatto vedere la via. Tu hai dato un senso a questa vita mia, vita mia. Sei il dono che non mi aspettavo, farò acceso dell'oceano, l'unico re degno di lode. Tu mi racconta quando ero sola nel fango, chiusa nei miei pensieri, un vulcano di emozioni, e mi hai presa per mano e fatto vedere la via. Tu hai dato un senso a questa vita mia, vita mia. Sei il dono che non mi aspettavo, farò acceso dell'oceano, l'unico re degno di lode. Sei il dono che non mi aspettavo, sarò acceso dell'oceano, l'unico re degno di lode. Grazie aspettavo, sarò acceso nell'oceano, l'unico re degno di lode.
per questo tempo, Dio vi benedica. Sono molto collegato con il messaggio di oggi. Di quanto vedere è importante che c'è un faro, c'è una luce, c'è Gesù e c'è questa meraviglia di vita in Lui. Oggi stiamo vivendo questo periodo di natalizio, ricordando quello che Gesù è venuto a fare, quello che Gesù è venuto a agire e a trasformare la nostra storia. E Gesù è venuto per guarire. Gesù è venuto come la luce e una luce che guarisce. E è interessante che noi tante volte dimentichiamo che tutti noi siamo malati, abbiamo sofferto, abbiamo tanti dolori e abbiamo bisogno di guarigione. C'è qualcuno che non ha bisogno di guarigione qua? È impossibile, perché tutti noi viviamo questo conflitto ancora, siamo salvi, siamo trasformati, ma stiamo vivendo un processo di trasformazione, nessuno qua è santo o più santo. Stiamo vivendo un processo di trasformazione, tutti noi siamo peccatori, salvati, salvi. E è interessante che Paolo dice che noi abbiamo vissuto la salvezza nel passato, abbiamo vissuto la salvezza nel presente e vivremo la salvezza nel futuro, in 3 tempi, dimostrando che o senso della salvezza è una eternità, dimostrando un tempo di una salvezza che stiamo in un processo di trasformazione del nostro Dio. Leggiamo il brano di Isaia 53, 3-7. Isaia 53, cosa dice qua? Come era Gesù? Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolori, familiari con la sofferenza, pare a colui davanti a quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato. E noi non ne facciamo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che Ele portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percorso da Dio e umiliato. Ele è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo? Che parola stupenda, no? Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui. O castigo è caduto su di Lui e noi abbiamo pace. E mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa. Egli non aprì la bocca. Isaia 9:1. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano nel paese dell'ombra della morte, la luce le risplende. Nostro Padre, sono dei brani stupendi che già sono una predica per la nostra vita. Sono brani stupendi che dimostrano questa grazia. E vogliamo, Padre, guidati dallo Spirito Santo, vivere questa mattina, Padre, questo momento di condividere, di ascolto di quello che è tuo, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Qual è la parola che ti colpisce di più in questa lettura qua? Qual è la parola? Popolo che camminava nelle tenebre, risplende, pace, luce.
guarigione, dolore. São de parole stupenda per noi. E é a nossa realidade de vida. Quello castigo que era per noi, dove è andato? Lui è stato trafitto, eravamo noi, era lui. E è interessante quando noi cominciamo a ricordare Natale, noi vediamo la situazione della gente, la situazione del popolo. E la situazione del popolo qual era? Smarriti. O mundo era nelle tenebre, la gente viveva nelle tenebre. Era la situazione del mondo in quella epoca. La gente era persa, l'oscurità faceva parte della loro vita, la tua testimonianza è una realtà di quello che viveva la gente. Ossia, la gente aveva bisogno di una soluzione per la loro sofferenza. Quando Gesù entra nella terra, era questa la situazione dell'umanità. Perciò che Gesù entra nel mondo con una situazione di un'umanità che stava sofferente, stava soffrendo. E quando noi leggiamo questa storia, quando Gesù entra in quel mondo, eu comincio a pensare, la realtà non è cambiata. Gesù entra nel mondo quando o caos faceva parte della gente. E ancora oggi o caos fa parte della gente. Perciò la gente ancora è smarrita, perché non c'è questa luce, non c'è il senso di una guarigione che è in Cristo Gesù. Gesù arriva quando esiste la sofferenza della gente. Gesù arriva per guarire la gente. Gesù arriva come questo faro in oceano. Gesù arriva per portarci adesso a una guida, una storia di vita, per trasformare la nostra storia. La situazione in quel periodo era un caos. E è interessante che quando Gesù arriva, la situazione religiosa era un caos, perché la religione non portava una risposta alla gente. La gente stava soffrendo, ma c'era un peso su di loro. In quel periodo i propri sacerdoti portavano un peso sulla gente e Gesù viene per combattere su questo. La religione in quel periodo non portava la gente a un ravvedimento, a un guardare se stesso. La religione in quel periodo portava la gente a vedere una soluzione, ma che non era una soluzione di vita. Non era dentro di sé un ravvedimento a tornare a vedere la luce. La religione in quel periodo era più coinvolta con la politica romana e non era più coinvolta con la gente. Perciò quando Gesù arriva in quel periodo, vede una sofferenza, un caos, e quelli che potevano portare una guarigione, quelli che conoscevano la storia di Dio, non stavano facendo questo. E quando eu comincio a pensare nella nostra storia oggi, noi sappiamo chi è Gesù, noi sappiamo della luce, noi sappiamo della guarigione. E nós sappiamo che i nostri vicini, nós sappiamo che i nostri parenti, e nós sappiamo che i nostri amici, e come eu sempre dico, nós sappiamo anche che i nostri nemici stanno soffrendo. E qual è la risposta che stiamo dando? Cristo Gesù mi ha liberato. Cristo Gesù mi ha dato vita. Cristo Gesù è stato la luce per me e adesso sono io che devo portare questa luce. Perciò io devo vedere che la gente stava camminando nelle tenebre. Che cosa sono le tenebre per te? Che cosa sono le tenebre? Oscurità? Mancanza di luce? Ciò che non riesce a vedere? E è interessante che la gente stava camminando nelle tenebre. La gente non era ferma nelle tenebre, la gente stava camminando. O significato di questo, la gente stava camminando verso la morte, verso un precipizio, verso un abismo. La gente stava camminando nelle tenebre. Tu puoi immaginare questa sala tutta buia, piena delle sedie, e se noi cominciamo a camminare senza vedere che cosa succede con noi, facciamo male a noi stessi. E questa era la situazione dell'umanità. E questa è la situazione dell'umanità oggi, che continua a camminare nelle tenebre, perché la gente pensa ancora di trovare una soluzione basata su se stesso. Cristo Gesù arriva quando la gente stava camminando. Dio vede la nostra situazione confusionale, Dio vede la situazione di confusione, la gente persa. E questo popolo non era fermo, stava camminando, stava morendo. Natale per noi significa vedere questa luce che arriva per portare la chiarezza, per portare una risposta, per portare una soluzione
per una gente che sta camminando nelle tenebre. Noi eravamo così. E Cristo Gesù viene. Perciò camminare nelle tenebre significa andare verso la morte, verso una sofferenza. Camminare nelle tenebre è perché sto camminando senza sapere dove io vado. Una delle cose che mi colpisce nelle persone è quando dice Dio mi ha parlato e fa una decisione. Dopo dice Dio mi ha parlato e fa un'altra decisione. Io comincio a pensare, io non conosco questo Dio. Dio quando mi parla è un parlare solo. Dio quando parla è una decisione sola. Dio non cambia di opinioni, Dio non cambia un modo di agire, Dio lo stesso. E perciò Gesù è come questo faro, Gesù è questa luce, è questo Gesù che è la nostra referenza, è un riferimento dove noi possiamo vedere e guardare, e è Cristo Gesù che entra. Quando la gente è persa, la gente non sa che cosa fa, non sa che cosa decide e è instabile in tutte le sue strade, le sue decisioni. Cristo Gesù arriva perché vede la gente in questa sofferenza, in questo dolore, perché sempre quando prendiamo una decisione così, soffriamo e le conseguenze avverranno. O camminare senza avere una luce, senza avere una direzione, è la nostra morte, è la nostra sofferenza. O quanto è triste arrivare a una certa età e ancora non sapere dove stiamo andando. Tu conosci Gesù nella tua vita? Tu sai dove tu stai camminando? Tu ce l'hai una prospettiva di eternità nella tua storia? Tu ce l'hai una sicurezza di allegria nella tua vita? La gente vive la disgrazia, ma noi conosciamo la grazia. La gente vive una disgrazia perché non sa. Noi conosciamo una grazia, perché adesso noi abbiamo questa luce di referenza per noi. Quando Gesù arriva la situazione è così, ma la situazione soltanto cambia se Gesù entra nella mia vita. La mia anima ha bisogno di una guarigione e è questo Gesù. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva, che cosa dice il testo? Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via. La gente camminando dentro dei suoi principi, i suoi valori, è un camminare nelle tenebre. Qual è la base delle tue decisioni? Qual è la base della tua storia? Questo camminare nelle tenebre è camminare con la propria testa. Questo camminare nelle tenebre o camminare con le proprie vie è essere smarriti. Quando la gente è smarrita è perché pensa che riesce a risolvere. Una persona che vive nelle tenebre non riesce a vedere nulla. E una persona che sta vivendo nelle tenebre decide senza vedere nulla. Gesù arriva in questa situazione. Perciò la gente era smarrita, perché seguiva la propria via. Gesù Cristo è la verità, la via e la vita. Dobbiamo leggere questo brano dopo. Perciò noi, quando stiamo cercando la nostra propria via, noi siamo smarriti. Perciò il nostro modo di camminare produce la morte. Perciò che Gesù dice, io sono venuto in mezzo alle tenebre. E quando arriva la luce, le tenebre si dissolvono, finiscono. Quando arriva la luce, tutto il nostro modo di camminare nelle nostre vie spariscono. Perché adesso ce l'ho Cristo Gesù come referenza alla mia vita. Giovanni 8,12. Gesù parlò di nuovo dicendo, io sono la luce. Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. La gente stava camminando nelle tenebre, seguendo le proprie vie, i propri pensieri. Gesù arriva come la luce del mondo, perché quello che seguiranno non cammineranno nelle tenebre. Gesù è venuto per dare all'umanità il senso della vita. Noi abbiamo la possibilità di conoscere il senso di vivere. Noi abbiamo la possibilità di vivere la vita con il senso che siamo stati creati e è Gesù che ci insegna. Gesù è venuto per guarire le malattie, Gesù è venuto per guarire tutta la nostra disperazione.
Gesù è venuto per guarire noi che eravamo persi e adesso ce l'ho una speranza di vita. O quanto è triste vedere uma persona que não sabe dove va e não conosce a esperança futura. Uma gente que investe tutta la sua história, suoi sforzi, suoi valori in questo mondo. Gesù Cristo ha detto una volta: "O stolto, pazzo, oggi chiederanno la tua anima." Tu hai investito tutta la tua vita in conquistare tutto il mondo, ma la tua anima come sta? Come sta la tua anima oggi? Tu hai un senso di camminare nella tua vita? Perciò Natale per noi oggi è una celebrazione, perché noi staremo ricordando che Gesù entra in un mondo come la luce. Non è la luce di un centro commerciale, la luce di un Adobe di Natale, è la luce della vita nella nostra storia. Perciò Natale è vedere la luce di Gesù che arriva e le nostre malattie adesso avranno una guarigione. Le malattie che noi portiamo adesso, c'è una guarigione per la nostra storia, saranno trasformate. Natale è identificare questa luce come l'unico modo di sparire le tenebre. Quando non sto bene, quando non riesco a vedere, è solo Gesù che può fare questo. Non sono le ragioni umane, non sono le filosofie, non è un altro concetto umano, non è un autopositivismo che esiste, è Cristo Gesù che ci porta una soluzione alla luce. Perciò il punto di referenza è Lui. Quando la sala è buia, io vedo adesso una piccola luce, io già posso vedere una referenza, io già posso camminare verso di là. Quando sto camminando nelle tenebre di questo mondo e quando Gesù arriva come la luce della mia storia, io posso guardare Gesù. E adesso sì, io posso avere un modo di camminare, non nelle tenebre, ma nella luce. Giovanni 1, 4 a 5. In lei, che era la parola, qua che Giovanni fa questo collegamento alla parola di Gesù, in lei era la... Che cosa era? Prossimo testo. Giovanni 1, 4, 5 non c'è? In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta. In lei era la vita, e la vita era nella luce. In lei era la vita, e questa luce che ci dà la vita. Perciò che la luce è collegata alla divinità, perché era Cristo Gesù. Gesù viene a portare alla gente una nuova vita, una speranza, e la buona notizia che è arrivata per te adesso un modo di camminare bene. O bello dell'essere umano che sta camminando. O triste dell'essere umano quando non sa dove sta camminando. O bello dell'essere umano che sa che deve prendere l'iniziativa. O triste dell'essere umano è quando vive nelle tenebre e prende le decisioni che di solito sono le sbagliate. Perciò Cristo Gesù vede questo caos nell'umanità e entra per dare luce. Seguire la luce è una decisione personale. Seguire la luce è una decisione mia, personale. Perché la luce c'è, ma sono io che decido. La gente ha preferito camminare nelle tenebre. La gente ha preferito camminare nel buio senza la guida. La gente ha preferito camminare sui propri ragionamenti. Ma la decisione è mia, che quando io vedo la luce è Cristo Gesù che è la referenza per la mia vita. Perciò conoscendo Gesù, conoscendo la luce, io saprò, io avrò la grandezza di vedere come vivere, come camminare, come decidere. Camminare nelle tenebre la nostra anima soffre. Esiste un conflitto di anima. La nostra anima soffre e la mia vita è triste. Camminare nella luce, io ce l'ho la sicurezza, e ce l'ho la pace, e ce l'ho la serenità, e ce l'ho una strada da proseguire adesso. Quando esiste un forte dolore di anima, è perché io non so dove sto andando. O quanto è triste per una persona è non sapere dove va, e non sapere come si fa, e non sapere come risolvere. O dolore di anima è un'amarezza e un dolore profondo, è un'anima che è triste, perché la gente si è persa. Gesù arriva perché vede la sofferenza dell'umanità. Gesù arriva perché vede che l'umanità non riusciva a risolvere i suoi problemi. Gesù arriva perché voleva dare vita a ogni anima. Gesù arriva vedendo questa situazione.
camminare nelle tenebre e le pecore saranno smarrite. Gesù arriva per dire: io sono buon pastore, a darci adesso a questa pecora una soluzione di vita. Giovanni 14,6. C'è questo brano? Sì. Che cosa Gesù dice? Io sono la via. In mezzo alle tenebre c'è una luce e c'è una via. In mezzo alle tenebre c'è la luce. Avviene la luce e c'è la via. E questa via, che cos'è? La verità. Questa luce, che è la via, è la verità. E quando troviamo la verità, che cosa noi troviamo? La vita. Io sono la via. Io sono la verità. Io sono la vita. E che cosa Gesù risponde? Continua a rispondere qua. Nessuno viene al Padre se non per mezzo della luce, della via, della vita, della verità. Cristo Gesù è la tua via? È la verità della tua vita? È la vita in te? Io so posso andare a un Padre se c'è Gesù. Perciò le proprie vie dell'essere umano che cosa ci porta? Alla morte. Ma Cristo Gesù è l'unica via della vita. Le proprie vie, i propri desideri, la propria verità in sé si chiama l'inganno. La propria verità in sé si chiama una bugia. Ma Cristo Gesù è la via e la verità. È il piano di Dio che ci porta alla morte. I nostri pensieri ci porta alla pazzia della sofferenza, porta alla morte e non alla vita. Perciò in mezzo alle tenebre c'è una luce che arriva. E questa luce vince le tenebre. Ma chi deve decidere sono io. Celebrare Natale, celebrare che c'è una speranza per me, che c'è una luce per me. Noi creiamo tanti danni dentro della nostra storia, della nostra anima, della nostra vita, perché noi prendiamo le decisioni basate sulla nostra verità, sulla nostra via e sul nostro inganno. Cristo Gesù è la via, la verità e la vita. E è lì che io posso arrivare al Padre, è lì che eu posso identificarmi novamente con quello che io sono stato creato, con il mio creatore che è Dio. Le nostre malattie iniziano quando viviamo la influenza delle tenebre e quando permettiamo che le tenebre possano avere sopravvento sulla mia vita. È lì che esiste la mia malattia. Quante persone sono tristi oggi? Quante persone hanno perso la gioia di vivere? Quante persone hanno perso il sorriso? Perché vivono nelle tenebre. Quante persone hanno trovato la vita? Quante persone hanno cominciato a sorridere perché hanno trovato la luce che è Cristo Gesù, che è la verità, è la via, è la verità e è la vita. Perciò questo Gesù, la verità, viene, si manifesta e le tenebre si vanno. E è interessante quando arriviamo a casa la sera, la prima cosa che facciamo dopo che apriamo la porta è, almeno faccio questo a casa, è attaccare la luce, perché vorrei camminare per quello soggiorno senza inciampare nessuna sedia, sul tavolo, su niente. Io vorrei camminare sicuro. Quando la mia anima, la mia vita ha bisogno di una vera decisione, di un camminare, io devo attaccare questa luce, che è Cristo Gesù che si manifesta. Celebrare Natale è celebrare la luce. Celebrare Natale è celebrare adesso che c'è la via. Celebrare Natale è celebrare questo Gesù che è venuto per guarire le mie ferite. Celebrare Natale è attaccare questa spina, attaccare questa presa nella mia vita. Tu ce l'hai Cristo? O ancora Cristo per te è soltanto una storia? Non è solo una storia, è una identificazione della mia vita con Lui. Perciò che in Cristo io avrò la luce, in Cristo. In Cristo che io vedrò questo. Non è stare un Cristo là, io qua, è in Cristo. Perciò che Gesù dice che io ho portato sulla croce tutte le tue malattie. Tutte le tue sofferenze sono state portate sulla croce. Perciò la grazia di Dio è che tutti i miei peccati sono ricaduti su di Lui. Qual è la nostra grande malattia? Si chiama? Comincia con P e finisce con Cato. Qual è la nostra grande malattia? È il peccato. Che cosa è il peccato?
è tutto quello che mi allontana da Dio. Ogni momento che io decido contrario alla luce, sto decidendo per il peccato. E è interessante che ogni passo di peccato mi porta a una malattia. C'è un brano meraviglioso in Salmo 52, quando Davide ha detto che mentre io ero nel peccato, le mie ossa soffrivano. C'era un dolore fisico. Quando sto nel peccato, c'è un dolore profondo nella mia vita. Io non sono soddisfatto con me stesso. Io non sono soddisfatto con la vita. Io non sono soddisfatto con la gente. Perché io sto nel peccato. Perché sto vivendo ancora nelle tenebre. E Gesù porta queste malattie sulla croce per dire: adesso sono stato trafitto per la tua guarigione, Caio. E questo si chiama la grazia. I nostri peccati hanno una risposta, hanno una guarigione, che è Cristo Gesù. Tu já hai confessato i tuoi peccati a Lui? Senza ravvedimento non esiste o confessare e non esiste la guarigione. Quando io mi ravvedo, io confesso. I nostri peccati, le nostre trasgressioni sono state inserite sulla croce e Lui foi trafitto per questo. Perciò io sono stato trasformato e guarito, perché io sono libero. Romani 3,23 è un testo che noi conosciamo. Che cosa dice qua? Qual è la prima parola? Possiamo inserire il nostro nome? Tutti hanno peccato. E se noi abbiamo peccato, che cosa succede? Qual è la conseguenza? E sono privi della gloria di Dio. Tutti hanno peccato e sono separati della gloria di Dio. Tutti, compreso io qua, compreso te. Tutti hanno peccato. Tutti noi siamo debitori e siamo separati dalla gloria di Dio. E adesso entra Gesù e prende tutti i nostri peccati e porta sulla croce. E adesso la mia persona può arrivare alla gloria di Dio, alla presenza di Dio. È questa luce che entra per guarire la mia vita. Noi possiamo avere un rapporto con Dio adesso. Noi possiamo avere intimità con Dio adesso. Noi conosciamo la verità adesso, perché noi conosciamo la via, che è questa luce nella nostra storia. Tutti noi siamo peccatori, ma tutti noi abbiamo un'opportunità di seguire questa luce che è Cristo. La nostra salvezza non si basa per i nostri atti. La nostra salvezza non si basa per le nostre azioni. La nostra salvezza non è un merito per quello che faremo, è la grazia di Dio. Non è per quello che tu farai, perché tutto quello che tu farai non serve per guarirti, ma quello che Cristo ha fatto sulla croce è quello che serve per guarire la tua anima, per servire per dare la vita. Perciò la grazia di Dio per noi è la salvezza di Dio per noi. Natale è celebrare questo, il nostro perdono, la grazia di Dio. E quello che io vi lascio oggi è questa sfida, che Cristo Gesù come luce possa entrare nel tuo cuore, nella tua anima, e tutte le tue malattie tu sentirai la guarigione, perché abbiamo versato su di Lui tutti i nostri peccati. E è lì che la nostra anima troverà la vita, troverà la guarigione e troverà la risposta. In Cristo noi possiamo vivere un Natale di guarigione. In Cristo noi possiamo vedere un Natale di una luce che brillerà se la nostra vita è in Cristo. Le nostre malattie saranno guarite per la sua grazia. Già sono guarite per la sua grazia. Preghiamo. Pensa nella tua vita. Abbiamo fatto una meditazione di grazia, di luce, di tenebre, di peccato. Pensa nella tua vita. Tu stai camminando nella luce o nelle tenebre? Tu já hai confessato Cristo Gesù come Signore e Salvatore? Tu já sei ravveduto dei tuoi peccati?
Cristo Gesù è venuto come luce in questo mondo. Cristo Gesù è venuto per distruggere le tenebre. Le tenebre è camminare con i nostri pensieri. Le tenebre è camminare senza vedere una referenza, una parola di vita. Le tenebre è guardare noi stessi. La luce è Cristo Gesù che arriva. Per uscire dalle tenebre è necessario un ravvedimento, dove io riconosco che sono stato un peccatore, dove io riconosco che ho deciso per me stesso, dove io riconosco che tutti i miei atti e le mie azioni erano pensando in me. Camminare nelle tenebre quando io vedo la mia vita come un centro. Ravvedermi, aprire gli occhi e vedere una luce che è arrivata e camminare in quella luce. È lì che troverò la grazia di Dio. È lì che troverò la mia salvezza. Cristo Gesù è la via, è la verità, è la vita. Per arrivare al Padre io devo passare per questa via e devo accettare e credere in questa verità e devo abbracciare questa vita. Cristo Gesù è la luce che inonda il mio cuore dal momento che io lo accetto. Tu già hai riconosciuto Gesù nella tua vita? Con la tua bocca tu hai confessato. Se tu non hai fatto una decisione per Cristo ancora e tu vivi questo caos, Cristo Gesù è venuto per te. Cristo Gesù è venuto per te, per dare la salvezza. La nostra anima soffriva e soffre perché non abbiamo ancora Lui. Ma quando abbiamo Lui, c'è una guarigione d'anima, di vita. Continua a pensare nella tua storia. Tu ce l'hai Cristo Gesù come luce? Se tu ce l'hai, puoi dire Amen. Puoi dire con la tua bocca, alzare la tua voce e dire Amen. Alleluia. Se tu non ce l'hai Gesù e oggi tu vuoi camminare nella luce, e se tu ti riconosci come un peccatore che ha bisogno di un ravvedimento, di scoprire questa luce, che tu possa dire nel tuo cuore, Gesù, io ancora sto camminando con i miei propri pensieri, cercando di giustificare tante cose nella mia vita con i miei propri pensieri. Ma oggi io vorrei riconoscere che io sono un peccatore. Io mi ravvedo di questo. Io vorrei accettarti come la luce della mia vita, come questa luce che guarisce l'anima mia. Io ti invito a entrare nel mio cuore e nella mia vita e essere parte della mia storia. Se tu hai fatto questa preghiera, alza la tua mano, che io vorrei pregare per te questa mattina. Alza la tua mano, se tu hai confessato Gesù come luce. Io vorrei pregare per te. Tutti stanno pregando?
così può alzare la tua mano. Amém. Amém, Senhor. L'altra persona. Amém. Nosso Padre, quanto è prezioso vedere, oh Dio, un riconoscimento di che io ho bisogno di te. Ascolta, vedi, risponde, oh Padre, a preghiera di quelli che hanno accettato a te in questo momento. Grazie, oh Padre, perché queste vite possano in questo momento vivere questa chiarezza, questa risposta, che sei tu, Cristo Gesù. Benedice, oh Padre, queste vite. Abbraccia, Padre, sostieni e rivelati come luce e che possa camminare e proseguire nella storia con te. Queste vite sono tue, Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Che questo amore di Dio sempre possa abbracciarti, perché ha abbracciato a noi e quando ci abbraccia noi possiamo camminare con questa luce. Quanto è prezioso vedere che questo Cristo Gesù che ci abbraccia e cammina con noi nella luce. Amen, Chiesa? Possiamo vivere questo momento di offerta adesso in consacrazione a Dio. Avete percepito domenica scorsa che quello maialino era pieno, no? Abbiamo portato l'altro maialino. Prossima settimana dobbiamo aprire questi 2 maialini. I miei responsabili mi hanno chiamato, Pastore Caio, Venezuela è troppo felice con quello che la Chiesa Battista sta facendo per noi. E questa settimana abbiamo fatto un incontro con loro. E loro mi hanno raccontato tutta la storia della Venezuela. Sono più di 1.200 bambini che noi stiamo aiutando. E loro hanno detto, Pastore Caio, per comprare questa farina di mais, che è un po' più arricchita, abbiamo bisogno mensilmente di $2, circa €1,80, €1,90. La nostra Chiesa in questo anno già ha inviato circa €3.000 di più. Alleluia. Alleluia. Ma possiamo fare di più. E loro mi hanno chiesto una cosa. Già mi hanno chiesto 3 settimane fa. Pastore Caio, fa un filmato della Chiesa. E fa un filmato anche del maialino, perché i bambini qua in Venezuela possono vedere. Io ho detto, faremo. Così questo culto oggi, noi, mentre staremo facendo questa raccolta e questo maialini qua, di preferenza quello di là perché è vuoto, no? L'altro già è pieno. Perché noi staremo registrando questa raccolta di offerta oggi e invieremo in Venezuela. E dopo noi staremo, quando apriremo i maialini che faremo dopo il 25, noi faremo novamente un altro filmato per fare vedere a loro o quanto è prezioso una Chiesa che contribuisce, che è con la gioia che fa e con la gratitudine. Perciò oggi sarà un momento di raccolta delle offerte per le decime, per le offerte, per la opera di qua, ma staremo facendo una raccolta anche con i maialini e noi staremo facendo un filmato. Non preoccuparsi se c'è la tua faccia perché staremo cercando di proteggervi, ok? Ma quello che staremo cercando è di fare vedere a loro che c'è una Chiesa che sta camminando con loro. Sono più di 1.200 bambini, wow! E loro mi hanno raccontato delle bellissime storie. Wow! E quanto è prezioso vedere che c'è una Chiesa che ama e che contribuisce. Questa è la Chiesa che contribuisce di più per questa storia dei bambini in Venezuela. Alleluia, alleluia. Grazie per il vostro sforzo, per la vostra generosità e per il vostro amore. Sono le parole di loro, per voi. Un giorno vorrei portare anche qua un video di quello che loro stanno raccontando. Ok? Facciamo questo momento raccolta delle offerte, facciamo questo momento con gioia, con allegria e con tanta soddisfazione, perché il Signore ci ha dato tanto. Il Natale è la gratitudine per quello che Gesù ha fatto per noi. Ok? Momento di raccolta e di offerta, con quale cantico? Ah, sì. Sì, ho rubato là di voi questo. Ok, forse.
Vuole credere? Apri gli occhi, cantiamo e offriamo e possiamo stare in piedi. Santo, Santo, voglio vederti. Santo, Santo. O quanto è prezioso vedere in santità, noi possiamo vederti come tu sei. Grazie, Padre, per il tuo amore, tua grazia. E siamo felici, perché tu hai guarito le nostre ferite. Siamo liberi in te e per te. Grazie per le offerte, ti ringrazio la fedeltà, la generosità, la gioia e il sorriso del tuo popolo che contribuisce, perché possiamo vedere gli altri che adesso possono sorridere ancora di più. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Potete accomodarvi? Ce l'ho un po' di avvisi qua. Avete ricevuto questa settimana un avviso, no? Di portare le coperte e di qualche giacca o qualcosa, perché quanto è stato prezioso delle persone della nostra comunità che stanno servindo. E quella mercoledì con la pioggia e con freddo stavano portando qualche coperta alle persone che sono per strada. Così stiamo raccogliendo. Ieri e oggi le persone già mi hanno portato delle cose un po' pesanti per coprire, per riscaldare le persone che stanno soffrendo per strada. Preghiamo per questo ministero. È bello di vedere come Dio agisce. Una persona ha iniziato, 2 persone hanno sognato, una terza persona mi ha chiesto anche, pastore, Dio ha toccato nel mio cuore per preparare un cibo caldo per queste persone. Wow! Lo Spirito Santo parla qua, lo Spirito Santo parla qua, lo Spirito Santo parla qua e la gente deve agire qua. E noi stiamo questa settimana organizzando, preparando di dare un appoggio. Pensiamo che siamo in Italia, non esiste tanto dolore e sofferenza, c'è. E noi vogliamo fare questo, ok? Così se tu vuoi aiutare in questo ministero,
anche con questo cibo per riscaldare o caldo o le coperte, potete parlare con noi qua, che noi vogliamo creare questo e fare una cosa permanente. E quanto è prezioso vedere, siamo qua, tutti noi, nonostante questo fresco di qua, stiamo bene, ma ci sono tante persone che non stanno bene e siamo noi che possiamo fare questo, ok? Se avete portato potete lasciare là all'entrata, dopo vediamo come sistemare questo e stiamo organizzando. Questa settimana vediamo anche questa parte di una cucina, di preparare tutto questo e come portare alle persone per strada. Sono tantissime e è interessante questa settimana le persone mi hanno chiamato. Sei il pastore della Chiesa Battista? Sì. Seguinte, ho saputo che avete portato le cose qua, ma io sto soffrendo con freddo. Avete qualcosa in più? Io non avevo. In quel momento lì non potevo. O quanto è importante, ok? E la cosa mi ha colpito. Scusate, ma non mi capite male, ok? E le persone che stanno chiamando sono proprio italiani che sono per strada. Questo mi ha colpito. In Brasile si faceva questo lavoro con la gente per strada. E una cosa che mi ha colpito erano le gente, che erano le persone che avevano un corso superiore, laureati, e erano delle persone che hanno passato per le tante chiese protestanti. Erano per strada. Non erano le persone nella mancanza di conoscenza, ma le persone che avevano la conoscenza. E perciò sono tanti per strada. Facciamo questo appoggio, ok? Evento próximo 19, c'è il coro qua, è importante portare i nostri amici e i nostri nemici, ok? E che possiamo vedere quella domenica sarà una celebrazione evangelistica e faremo una grande festa ancora. Prossima domenica sarà questo coro, sono più di 20 voci, no? Che bello! E prima volta e sarà prezioso la Chiesa piena qua prossima domenica a vivere questa gioia con il nostro coro, ok? Il progetto è inserire tutte le nostre sedi in un coro unico dell'Agape e stiamo pensando a organizzare come fare questo. Inizia il 19 e prosegue dopo, non finisce così. Ogni venerdì c'è queste prove qua alle ore 20. Il culto di Natale sarà il 25 alle ore 18. Noi non avremo culto il 26 che è domenica, ok? Non dimenticare l'incontro di preghiera, incontro dei studi biblici questa settimana, è l'ultimo dei nostri studi biblici, mercatino solidario lì e ricavate l'opera missionaria, ok? E l'opera anche sociale, e ricordando che tutto questo materiale è stato fatto qua in chiesa, è un servizio che le donne e tanti gli altri stanno facendo anche di pittura, ok? Lloyd, grazie, staremo finendo il culto con lei cantando l'ultimo cantico qua. Lei ha portato dei CD là in dietro, così se volete andare dopo là, parlare con lei, stare con lei staremo finendo il culto con un nuovo cantico che Lloyd sta guidando, ci sono CD in dietro, ok? L'uscita di questa porta, ma ok, così ma potete andare là anche con un mercatino solidario, ok? Grazie a voi, prima volta, seconda volta, grazie alla vostra presenza, che Dio vi benedica e possiamo stare ancora in silenzio e ascoltando quest'ultimo cantico. Grazie per la tua presenza. Il dono. Non mi hai mai lasciato sola, anche quando non trovavo. Me la potete mettere dall'inizio, per favore? Non mi hai mai lasciato sola, anche quando non trovavo più il coraggio di andare avanti e io presa per mano e fatto vedere la via. Tu hai dato un senso a questa vita mia, vita mia. Sei il dono che non mi aspettavo, sarò cieco nell'oceano, l'unico re degno di lode.
chiusa nei miei pensieri, un vulcano di emozioni e mi hai presa per mano e posso vedere la via. Tu hai dato un senso a questa vita mia, vita mia. Sei il dono che non mi aspettavo, sarò acceso nell'oceano, l'unico re degno di lode. Sei il dono che non mi aspettavo, sarò acceso nell'oceano, l'unico re degno di lode. Grazie, Padre, grazie, Padre, sei il dono che non mi aspettavo, sarò acceso nell'oceano, l'unico re degno di lode.